Quindi noi vogliamo una sanità che nel nostro territorio funzioni. Fammi completare il discorso di un attimo fa, semplicemente per dire che l'UTIN sarà fatta a Gela e non sarà fatta a Caltanissetta. Benissimo. È indubbio che ciò che verrà fatto a Caltanissetta non può essere fatto a Gela. Noi dobbiamo avere nel nostro comprensorio, che sia Caltanissetta, che sia Catania. Forse perché proprio per bacino d'utenza qui abbiamo un alto tasso di natalità, per questo Giuseppe. Allora, noi abbiamo un alto tasso di natalità superiore anche a quello di Caltanissetta. Quindi correttamente il legislatore nella sua programmazione ha fatto sì che l'UTIN venisse programmata dove ci sono più nascite, perché l'UTIN è la messa in sicurezza sia della mamma che porta in utero un bambino, sia del bambino che è nato e ha bisogno di un'assistenza maggiore. Per il cittadino UTIN significa unità di terapia intensiva neonatale. No, spieghiamolo. Per farla capire ancora più semplicemente, è la rianimazione pediatrica. Quando nasce un bambino che ha delle difficoltà, che possono essere respiratorie, cardiocircolatorie, qualsiasi tipo di difficoltà, arriveremo al punto che potranno, cioè le mamme per sentirsi più sicure, ed è giusto che per sentirsi più sicure andranno a fare nascere i propri figli nei posti dove c'è una neonatologia e c'è una rianimazione pediatrica, così come adesso cerchiamo, quando siamo in situazione di elite e non di urgenza, di andare negli ospedali dove ci sia una rianimazione. No, ma questo per dire, no, questa è una notizia veramente importante. Io ringrazio Peppe Arancio, perché se è vero come è vero che fanno veramente l'UTIN, perché quando ci sono dei problemi qui a Gela sono costretti per la rianimazione a portare i bambini come minimo a Agrigento, a Catania, perché io di questo, oppure a Enna, quindi questa è una notizia veramente importante, speriamo che venga attivata al più presto. Onorevole, i tempi sono stretti e io ti devo incalzare. Quando riguarda, io ho visto che hai fatto un disegno di legge per quanto riguarda i bambini, a proposito dei bambini che hanno ritardi nell'apprendimento. Vuoi dire un breve cenno su questa cosa? Questa è una legge che abbiamo fatto assieme a Ferrandelli, l'abbiamo studiata, che riguarda la prevenzione e la cura dei bambini che hanno difficoltà nell'età prescolare e scolare, e quindi abbiamo pensato di affiancare ai pediatri la figura dello psicologo, e questo serve a permettere la diagnosi di patologie che oggi la cui diagnosi viene ritardata, a diagnosticarla in tempi brevi. Questo è naturalmente un fattore importante per la terapia stessa della patologia, quindi speriamo di portare a risoluzione questa legge, perché è altamente innovativa. È indubbio che per farla occorrono delle risorse. Oggi la Sicilia vive un momento drammatico, perché questo è il primo bilancio in cui abbiamo le somme in entrata strutturate. Quindi dal prossimo anno sapremo quando entra e quindi avremo la possibilità di fare bilanci annuali. Quindi perché fino adesso come ha funzionato, scusami? Ha funzionato che abbiamo fatto 3 bilanci l'anno, che è una cosa drammatica, con tutti i disservizi, ma nemmeno se ci fosse stato un premio Nobel per l'economia, dal punto di vista dei bilanci avrebbe potuto fare meglio, perché indubbiamente si è portato dietro tutti i ritardi e tutti gli accumuli di debiti di 20 anni. Lo sappiamo ormai, l'Europa incalza l'Italia, lo Stato incalza la Regione, quindi si è dovuto fare un lavoro di rimettere a norma le entrate e così le uscite. Ormai prima una volta si faceva un debito e si finanziava qualcosa, oggi bisogna avere le somme disponibili, quindi è tutto più complicato, però stiamo uscendo da queste secche. Forse questo è il primo anno, dal prossimo anno sarà molto più facile poter programmare le attività che si vogliono fare. Io ti volevo terminare dicendo che la prevenzione della salute mentale è la mia vita. Perché appunto, io ti volevo volevo collegare questo con il tema della salute mentale, perché io onestamente non conoscevo il dramma
che vivono molte famiglie qui a Gela, e ce ne sono un alto numero che hanno figli, diciamo, portatori di handicap gravi dal punto di vista di salute mentale e dell'apprendimento, della socializzazione, e vedevo questi bambini molto iperattivi e sono costretti veramente ad andare fuori, ad andare verso Trapani, a scappare verso Troina, che tra l'altro adesso sta pure chiudendo, non si capisce. Ha un'altra good news, si salva, buona notizia, si salva Troina. Ma diciamo questo territorio è stato fatto perché meglio di te proprio cade diciamo a fagiolo la discussione. Ti ripeto, molte persone anzi sono venute pure a cercarmi: Mimmo, ma si può fare qualcosa per non fare vedere tutti questi strascini a questi bambini, che tra l'altro sono costretti anche le nostre solite vie di comunicazione ad andare per esempio a Trapani, che c'è un bellissimo centro. Qui da questo punto di vista le ASL dal punto di vista socio-sanitario, ecco, non solo è un problema sanitario ma anche un problema sociale di come portare, di accompagnare queste persone, che cosa si può fare? Anche nelle ristrettezze economiche che siamo costretti a vivere. Allora ti do anche qui una news, praticamente è da diversi mesi che opera un'unità operativa che riguarda la prevenzione delle malattie più gravi nella neuropsichiatria infantile, oltre ad avere il servizio di neuropsichiatria infantile che è diretto dal dottore Di Natale. C'è il servizio che si occupa proprio dell'autismo, del morbo di Asperger, che sono le due patologie più gravi e come dicevi tu prima si andava fuori. Ora è stato istituito il servizio anche a Gela, se ne occupa la dottoressa un piccolo lapsus, Giuseppina Scerra, che è una mia carissima collega, amica, quindi un'esperta, quindi anche a Gela ha un punto di riferimento per queste patologie, così come si è fatto anche un centro di riferimento per l'Alzheimer. Ora non solo si cura, ma ci sono attività di prevenzione, attività tipo centro diurno, quindi diciamo qualcosa si sta muovendo anche nella nostra provincia. Queste trasmissioni sono ottime, quindi ti invito ad invitare sia il responsabile, la dottoressa Scerra, sia il dottore Walter Bonifazio che si occupa della problematica legata all'Alzheimer, ad invitarli, così anche i nostri cittadini possono sapere che ci sono dei centri di riferimento per il sud della provincia, ed è importante che si sappia, perché anche qui ci sono dei centri anche per le malattie che richiedono un più coinvolgimento delle famiglie. Guarda, io onestamente ho visto, mi hanno portato un figlio, io non avevo visto mai di questi portatori di handicap, era una bambina che aveva 8 anni, e sono rimasto un pochettino così, perché onestamente le persone che veramente è un tema molto sentito. Tu hai avuto l'hai fondato tu, tra l'altro, praticamente questo centro di salute mentale, noi a Gela dei cittadini di questo te ne dobbiamo dare merito. Però diciamo che è veramente pesante vedere certe situazioni, e il fatto che mi stai dicendo che qualcosa si muove, qualcosa veramente, perché c'è stata un'inerzia troppo, come dire, un silenzio assordante da questo punto di vista, mi fa veramente piacere, e quindi io sono felice eventualmente di invitare questi graditi ospiti che si occupano di questi temi, perché è una cosa che veramente ci tengo tanto. Ti sei occupato tu per 3 anni diciamo, di parlare di sanità, Giuseppe. Allora, perché ti inviterò qualche altra volta magari su temi veramente specifici, perché parlare di sanità veramente, non bastano nemmeno 10 puntate, anche perché abbiamo visto che nell'interazione dei servizi offerti c'è un mondo, no, che anche dice: ma che c'entra il bilancio della regione? No, il bilancio della regione tutto passa da lì, quindi ci sono delle interferenze positive, distruttive, che praticamente esulano poi appunto dal vero mondo della sanità e degli operatori sanitari. Io invece ti volevo fare così, sempre con l'occhio del cittadino, perché io quando ero bambino mi dicevano a lezione, no, alla scuola elementare,
dice, c'è stata la rivoluzione francese, no? E allora perché dice, dovete tenere in mente questa cosa. La rivoluzione francese c'è stata perché la società era divisa in tre stati: la nobiltà, il clero e il terzo stato, più diciamo il popolino di quello diciamo basso che non aveva nulla. La nobiltà e il clero erano ricchi e non pagavano le tasse. Invece il terzo stato produceva, pagava le tasse e non aveva potere. Ricchi e il clero. Ma allora dico, c'è qualcosa che non funziona. Io già subito, avevo 7-8 anni, mi sono ribellato subito alla maestra, no? Però ho capito poi che nel mondo diciamo si è cambiato un pochino, oggi siamo nel 2016, però insomma ancora c'è molto da fare da questo punto di vista. Quindi un attimino mi sono rimasti un pochettino quest'occhio, non li voglio abbandonare l'occhio dal bambino che vorrebbe vedere un mondo migliore. Dal punto di vista per esempio delle attività produttive che ti sei occupato tu, ho visto dei disegni di legge, per esempio, questo fatto delle case popolari. Questo fatto che delle case popolari che non si capisce di cui ha terreno, di cui ha casa, chi ha fabbricato, cioè alla fine dopo 30-40 anni ancora i cittadini hanno pagato con le vecchie leggi tutto quello che c'era da pagare agli ACP e questi non si vedono fatte ancora il rogito per il passaggio di proprietà. Ho visto che ti sei occupato anche di queste cose, ci fai capire un attimino che succede? Ci sono dei comuni che sono un po' indietro perché molte case popolari, arrivato a un certo punto, vengono vendute a coloro i quali le hanno abitate. Questo è un modo per riprendere di nuovo soldi e reinvestirle in altre case popolari, perché è indubbio che se si crea un movimento positivo tu spendi, ricavi e poi rispendi, perché io penso che il diritto della casa è un diritto inalienabile. Ora stiamo vivendo un momento drammatico perché ci sono molte famiglie che sono in una situazione in cui stanno per essere fatte uscire fuori dalle case che hanno occupato abusivamente, però si sono autodenunciate, hanno pagato regolarmente le rate mensili. Era stata fatta una legge dal governo regionale che è stata poi bloccata dalla Commissione Bilancio, ma io ho parlato ieri, forse verranno a trovarmi anche questa sera tutte le mamme e le signore che corrono questo rischio. Io attraverso te ti ringrazio della domanda che mi permette di poterle rassicurare, perché ho parlato con il governatore per cercare di rimettere nuovamente nel testo questa legge, poi la stiamo presentando come emendamento sia io che il mio capogruppo, perché cercheremo di sensibilizzare gli altri deputati che questa non è una sanatoria, perché il timore è che possa sembrare una sanatoria mentre in realtà è una moratoria, perché mette sicuramente dei paletti, no? Si possono assegnare le case a chi ne ha diritto e a chi è quella casa che non ha un destinatario, quindi sicuramente non andiamo a ledere, perché la cosa più importante è non ledere i diritti degli altri. Quindi è indubbio. Stiamo parlando sempre di persone più situazioni di bisogno, voglio dire, quindi non inneschiamo guerre tra i poveri. Nella maniera più assoluta, perché io ho parlato anche con la stampa dicendo loro di aiutarci a dare questo messaggio agli altri deputati, perché sicuramente anche Pino Federico sposerà quest'idea, perché anche lui sa i problemi del territorio, ma dobbiamo sensibilizzare altri, siamo 90 meno 2, ci sono tutti gli altri che verrebbe loro più comodo dire no alle sanatorie e quindi bocciare questa legge, però noi vogliamo sensibilizzarle e fare capire che è una moratoria, e poi diamo una boccata d'ossigeno a queste persone, voglio dire. Queste persone che vivono con drammaticità non solo il fatto che non hanno il lavoro, ma anche il fatto di andare per strada con bambini piccoli, e questo io mi impegnerò fino alla fine per evitare che possa
determinarsi. Un'altra cosa che ci tenevo a dirti invece, per quanto diciamo riguarda il burocratese, cioè quella diciamo miriade di meandri, di leggine, di cose che per esempio un'impresa è costretta a subire, noi dal punto di vista della Sicilia l'attività produttiva è una materia specifica oppure è una materia